2 appartamenti trasformati in dormitori abusivi con oltre 30 posti letto e condizioni igieniche gravissime. È quanto scoperto dalla Polizia di Stato nella Torre Belvedere di Padova. Gli agenti hanno denunciato i gestori, entrambi cittadini cinesi, e hanno identificato 22 occupanti, tra cui 3 irregolari. L'operazione è scattata su disposizione del questore Marco Dorisio, con un intervento coordinato dalla questura che ha coinvolto volanti, squadra mobile, polizia amministrativa e unità cinofile. Nel mirino 2 appartamenti dello stabile di Piazzale Stazione, da anni segnalato per criticità legate a alloggi abusivi e presenza di stranieri senza titolo di soggiorno. Nel primo alloggio, al 10° piano, gli agenti hanno trovato un dormitorio improvvisato con 15 posti letto ricavati in ogni ambiente, tra sporcizia, scarsa aerazione e condizioni igienico-sanitarie inesistenti. All'interno 11 persone, una è risultata irregolare ed è stata trasferita al centro per il rimpatrio di Brindisi. Nel secondo appartamento, al 7° piano, la situazione è apparsa ancora più critica. 21 posti letto ammassati in spazi angusti e degradati. Qui sono stati identificati altri 11 occupanti, tra cui 2 irregolari destinatari di provvedimenti di espulsione. Cosa abbiamo registrato? Che praticamente a monte, in questo caso il cittadino cinese, stipula un contratto regolarmente dichiarato appunto di locazione e poi di fatto avviene la trasformazione, no, dei vani in che cosa? In attività ricettiva tipo B&B, quindi all'insaputa dello stesso proprietario che a sua volta ha fatto il contratto di locazione con appunto posti letto che sono praticamente messi proprio in condizioni igieniche e sanitarie, tenendo conto che anche c'è un solo servizio igienico e quindi è facilmente immaginabile la situazione che è stata riscontrata. Secondo gli accertamenti, i posti letto venivano affittati a 10 euro al giorno. I 2 gestori sono stati denunciati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e gestione abusiva di attività ricettiva. Al termine dell'operazione, entrambi gli immobili sono stati sequestrati e sgomberati.